Valerio Baldovin, 3 punti pesantissimi contro Verona, una Verona che ha dimostrato nel corso di questa stagione di lottare per l'alta posizione di classifica, però oggi Padova si è risollevata dopo essere andata giù per un set. Sì, abbiamo giocato una partita di grande intensità, secondo me, in particolare a muro e difesa, però in generale è stata una partita anche molto emotiva. Primo set siamo partiti bene, poi siamo andati un po' in difficoltà, loro hanno difeso delle palle molto belle, molto bravi sono stati, siamo andati un po' in confusione su alcune palle a media velocità che di solito prendiamo e lì ci siamo un po' disuniti, però dal secondo set in poi, grazie soprattutto al servizio, dal secondo set in poi e poi un po' tutto l'impianto di gioco abbiamo giocato molto bene. Soprattutto a muro si è vista una reazione dopo anche la sfida con Perugia. Sì, a muro abbiamo fatto bene grazie al fatto che abbiamo battuto molto bene, quindi siamo riusciti a tenere spesso la palla lontana da rete al palleggiatore avversario e questo ha fatto sì che siamo riusciti a lavorare molto bene anche con diversi muri vincenti. Una prova che secondo lei è stata più vinta sotto il profilo caratteriale o fisico? Ma probabilmente tutte e due le componenti sono state importanti. Ci tenevamo molto a fare bene questa partita contro una grande, perché comunque Verona è una delle grandi del nostro campionato, quindi probabilmente tutte e due le componenti sono state importanti in maniera equa. Inutile chiedere come si affronteranno le prossime sfide, però adesso almeno Padova sa che può giocarsela con tutti questa volta per davvero. Ma io credo che è un po' dall'inizio del campionato, se togliamo forse la prima fase che eravamo ancora in fase conoscitiva, diciamo, per capire un po' di che pasta eravamo fatti, però secondo me abbiamo le frecce nell'arco per giocarcela con tutti. È chiaro che poi con tante squadre non ce la facciamo, però se esprimiamo il nostro livello di gioco cui siamo capaci, secondo me abbiamo la possibilità, come dici tu, di giocarcela un po' con tutti.